sì. Ore 13, buongiorno, ben trovati, lo vedete, eccolo là, sono i nostri ospiti, buongiorno, ben ritrovati con la CGIL che risponde alle vostre domande. Avete già visto Paolino Barbiero, segretario dello SPI CGIL Pensionati, ben trovato, è arrabbiatissimo oggi, ve lo dico subito, tra poco capiremo perché, è il tema che abbiamo anche già approfondito nei nostri telegiornali, oggi ci ritorniamo, subito 0422 16 26 798 per intervenire. Avete visto anche Silvia Bresolin, che è la direttrice del miglior patronato Inca del, vero? Lo diciamo tutte le volte, ancora così nella classifica. Vuole migliorare ancora. Nella classifica, cos'è? Lo Standard & Poor's che decide che è il miglior patronato Inca. Buongiorno anche a Fiorella Ceccato invece, che appunto lavora a patronato Inca, ma soprattutto è l'ultimo giorno di lavoro. È l'ultimo giorno di lavoro perché domani va in pensione. Domani va in pensione. Dopo 42 anni e 10 mesi di onorata carriera, giustamente va in pensione. Come ci si sente, no? Perché poi ovviamente sentiamo spesso anche le telefonate da casa. Non penso che siano interessati a questo, però insomma ci si sente emozionati comunque dopo 42 anni di lavoro, decisamente. 42 anni di lavoro fatti tutti all'Inca, tutti allo sportello, con le code delle persone che vengono e continuano a venire a vedere quando andranno in pensione, e quindi ecco, com'è cambiato Fiorella? Cioè, mi incuriosisce molto questo, in questi decenni. Il rapporto col pubblico, ma diciamo con il chiamiamo cliente, no? Lo possiamo chiamare cliente, con gli associati, le curiosità, adesso sono più preoccupati? No, per me le persone sono sempre... Le preoccupazioni c'erano allora, nel 75, ci sono ancora adesso. Sono più informati secondo te adesso? Sono più informati, però è molto cambiato, perché adesso la pensione non è più un standard come era una volta all'inizio degli anni 70-80, adesso è un vestito su misura, ognuno ha la sua situazione lavorativa dall'inizio della sua carriera, e quindi può avere più possibilità o meno di andare in pensione. È allungata un po' per tutti, però ci sono tante piccole cose che uno non sa e che invece guardando bene la posizione in qualche maniera, più personale, quindi anche più complicato poi, perché uno deve assolutamente proprio conoscere, sapere informarsi, guardare il suo abito su misura, come dicevi. Anche perché magari possono recuperare il servizio militare, le maternità, le facoltative, chi non le ha avute e chi non le ha avute, quindi tutta una serie di contributi che possono recuperarli magari per accedere un po' prima alla pensione. Da domani quindi? Da domani sono pensionata, sono con lo SPI e vabbè, cambieremo. Cioè passerai a lavorare comunque con lo SPI in qualche maniera? Ancora è da vedere, insomma, vedremo. Intanto complimenti. Allora intanto vi ricordo quando ha curato i nipoti, se vuole darci una mano a controllare le pensioni dei pensionati, non di chi devono andare in pensione. Allora io volevo dire una cosa, per le donne la vita è molto complicata, tutti i giorni anche in ufficio vengono che fanno i salti mortali tra casa, lavoro e famiglia, e quindi bisognerebbe effettivamente che qualcuno si accorgesse che il mondo va avanti, non per a parte i presenti, ma dico il 90%, perché le donne si fanno in 4 e quindi vabbè, faremo una puntata esclusivamente sui problemi delle donne. Sono pienamente d'accordo. Intanto vi faccio vedere questo Universo Pensioni. Cos'è? Nuovo libretto? È un inserto che lo SPI di Treviso ha fatto con la CGIL e l'Inca, e che verrà distribuito col nostro CGIL Notizie, che arriverà nelle case dei 73.000 iscritti. Cosa c'è scritto qui? C'è scritto tutto quello che serve capire per andare in pensione, rispetto al fatto che uno può andarci con l'età di vecchiaia, che può andarci perché ha versato 42 anni e 10 mesi di contributi, può andarci perché è inabile, invalido, può chiedere la pensione perché purtroppo ha subito in famiglia un lutto, nel senso che è morto un congiunto e quindi c'è la reversibilità, perché può chiedere la pensione minima integrata. Mi fermo qui perché poi oltre a quello
c'è tutto questo blocco qua che spiega investiti su misura. Che diceva Fiorella. Poi c'è la 14ª, insomma, che è una cosa di cui abbiamo parlato tante volte, che è importante. Quindi è un'informazione semplice che mandiamo nelle case dei trevigiani e attraverso questa informazione far capire a loro che ci sono delle opportunità che delle volte non sono conosciute. Volevo solo ricordare una cosa, intanto 0422 1626 798 per intervenire in diretta a fare le vostre domande e commenti. La cosa che poi più ghiotte sono negli ultimi tempi, che è la somma aggiuntiva, questa 14ª, scritto ancora in questo opuscolo dell'Universo Pensioni, è la somma, la 14ª, è la somma aggiuntiva erogata a luglio ai titolari di pensioni fino a circa 1.000 euro lordi che abbiano compiuto 64 anni entro determinati limiti di reddito personale complessivo e varia dai 336 euro ai 655, siccome poi chiamano spesso proprio per questo, anche perché è arrivata, non è arrivata, come mai non c'è, la posso avere, non la avrò e via dicendo. Ma dicevamo oggi Paolino Barbiero è arrabbiatissimo, perché? Perché la Regione Veneto ha fatto una legge che vuole rivedere tutta l'impalcatura per l'assegnazione delle case ATER e per la definizione degli affitti mensili. Fino ad oggi i criteri di riferimento erano la dichiarazione dei redditi e la composizione dei nuclei familiari. Da gennaio i criteri di riferimento sono l'ISEE-ERP, che vuol dire ISEE per quelli che hanno una casa in edilizia residenziale popolare. Il punto vero è che non sono ancora stati stabiliti i limiti ISEE, perché se non stai attento puoi escludere delle persone che effettivamente ne hanno bisogno. L'ISEE serve per evitare che ci siano furbi che magari dichiarano poco e hanno magari capitali e patrimoni ingenti e potrebbero benissimo comprarsi una casa e non togliere l'opportunità di dare quella casa a chi ne ha più bisogno, a chi ha una situazione economica disagiata. Il punto qual è? Che la Regione in questi giorni sta mandando a casa agli inquilini, che sono 4.800 in provincia di Treviso e 41.000 in tutto il Veneto, una lettera perentoria dove dice dovete fare l'ISEE ordinario entro il 15 di dicembre. Cioè entro 2 settimane da oggi? Primo, siccome l'ISEE li facciamo noi, non è che siamo in cassa integrazione e stiamo aspettando questo lavoro per fare qualcosa. Cioè, siamo già pieni fino a qua. Sì. Non riusciamo a metterli in calendario. La gente viene perché dice io voglio essere in regola, si arrabbiano con noi che non abbiamo nessuna colpa, dopodiché apprendiamo da fonti non ufficiali che questo serve perché la Regione abbia chiaro quali sono i parametri di riferimento in modo di stabilire l'ISEE, quello definitivo, quello ERP, con cognizione di causa, che mi pare corretta sta roba. Ma allora se è così, la Regione poteva prendere le persone a campione, farli andare negli uffici della Regione e fare tutta la procedura che serviva, anche perché noi dobbiamo farlo gratuitamente, perché non c'è la convenzione. E siccome le persone anche da noi a fine mese le paghiamo, e se potessimo pagarle di più saremmo contenti, è chiaro che se ci fanno fare un servizio gratuitamente, alla fine rischiamo, come si dice, di non riuscire a farlo e di farlo anche male. Allora io penso, siccome noi siamo propositivi, che la Lanzarin, che è l'assessore di competenza, deve fare una cosa molto semplice: fa una circolare in cui tranquillizza tutti, come si dice, gli inquilini, che dice che questa cosa qua viene fatta per questo scopo e quelli che noi riusciamo a mettere in calendario fino al 15 li facciamo volentieri, senza che però ci sia il panico di persone che ci stanno tempestando di telefonate. Hanno paura che non riuscendo a presentare questo ISEE entro il 15 perdano la casa? Sì, questo? Okay. Sì, anche perché tu puoi spiegarlo che non è così, ma è complicato perché poi, come si dice, le teste delle persone sono fatte diversamente. Anche perché si poteva fare una cosa diversa. Si poteva fare la campionatura per i primi mesi dell'anno prossimo, usare la campionatura per fare poi i criteri definitivi e dire che quelli che hanno partecipato al campionamento non serviva più che facessero l'ISEE di nuovo, perché paradossalmente se adesso la gente corre per farli tutti, l'anno prossimo li deve fare di nuovo. Allora, l'ufficio complicazioni affari semplici non va bene. Quindi, ripeto, la Lanzarin deve fare una norma, o Zaia o chi vuole, dove tutti vengono tranquillizzati, anche perché se no c'è un problema di fondo.
Lo statuto dei contribuenti dice che quando si fanno queste cose e queste dichiarazioni ci sono 60 giorni di tempo. Mi pare che le lettere arrivando oggi e dovendo rispondere entro i 15, i 60 giorni non ci siano. Volendo potremmo anche dire alla gente boicottiamo sta roba, ma noi siamo, come si dice, persone per bene, allora, quindi ci vuole da subito. Quando è arrivata questa lettera? Sta arrivando in questi giorni. In questi giorni. Allora, vorrei sentire una telefonata, però per capire queste persone che devono fare l'ISEE dove vanno? Patronato ICA? No, vanno al CAF. No, esatto, vanno al CAF. Per appunto qua i CAF fissano gli appuntamenti, ma siccome noi abbiamo già i calendari pieni di appuntamenti per gli altri ISEE, metterci anche questo, per tutta la buona volontà che ci mettiamo, possiamo metterli, ma come si dice, non nella dimensione di quei numeri e in questo tempo, e tanto più fare questo lavoro gratuitamente perché non ci è riconosciuto, come si dice, un becco di quattrino. Penso che appunto la Regione avrebbe dovuto strutturare meglio questo percorso. È ancora in tempo se vuole. Telefonata, vediamo se poi ci segue l'assessore Lanzarin. Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto? Sì. Pronto, buongiorno. Prego, parli più forte però perché la sentiamo poco. Dica. Buongiorno, vorrei fare una domanda al mio segretario di pensionati riguardante che ogni anno o ogni 2 anni c'è sempre le riforme delle pensioni, ma ai nostri politici e consiglieri regionali perché non gli tolgono il vitalizio? Noi siamo stanchi di pagare a loro il vitalizio, noi abbiamo fatto 35-40 anni di lavoro. Adesso perché la vita si è allungata portano i lavoratori a 43 anni che non c'è neanche lavoro per i nostri figli. È ora di finirla, togliamo questi privilegi a questi politici di vitalizi che loro fanno 1 anno, 5 anni e giovano di 3.000-5.000 euro al mese. Basta, è ora di finirla. Grazie. Certo, grazie, buongiorno. È chiaro che molto è stato fatto anche su questo fronte, magari un po' meno Roma. Perché queste cose, insomma, almeno chi mi segue io lo denuncio sempre in tutte le trasmissioni e su tutti, come si dice, i giornali in cui abbiamo la possibilità di essere ospitati. Detto questo, però, le cose a questo mondo cambiano se, come si dice, l'indignazione non si ferma solo ed esclusivamente al dire. E rispetto alle pensioni e a chi lavora e deve andare in pensione e rispetto a chi invece è in pensione e deve avere il giusto riconoscimento dell'adeguamento delle pensioni, noi abbiamo detto no alle proposte di questo governo, chiaro? Allora delle volte sento gente che si arrabbia col sindacato e dice cosa fa il sindacato, noi rispetto a quello che ci ha proposto il governo, che è una miseria rispetto al fatto che invece loro si trattano bene, abbiamo detto di no. Allora per far sì che questo no ottenga dei risultati ha bisogno di una partecipazione popolare e allora rispetto anche a questo no abbiamo promosso delle manifestazioni per sabato, dopodomani, in tutta Italia, una a Torino, una a Roma, una a Bari, una a Palermo, una a Cagliari. Allora se la gente è indignata come me, invece di chiamarmi e dire che non va bene, quel sabato si attivi per essere nelle piazze che abbiamo stabilito, perché se forse queste piazze sono strapiene, molto probabilmente anche quei politiconi che sono a Roma e che sono in regione e che sono tranquilli con la loro pensione, forse, come si dice, guarderanno con più attenzione anche le richieste che porta avanti il sindacato. Allora 0422 16 26 798, tra poco sentiamo altre telefonate, ora ci fermiamo per un minuto e al rientro affrontiamo i temi della nostra puntata, saremo insieme fino alle 2, vi aspettiamo. Ore 13, torniamo in diretta, Universo Pensioni, 0422 16 26 798, mi dicono c'è già una telefonata, allora l'ascoltiamo subito e poi come si va in pensione, quindi lo ricorderemo insieme a Silvia Bresolin. Telefonata, pronto? Buongiorno, sono Marilena. Marilena, prego, buongiorno. Sono Marilena. Sono un'insegnante di scuola primaria che vorrebbe andare in pensione con opzione donna. Volevo chiedere, ho letto di un emendamento delle senatrici del gruppo misto con il quale si chiede di prorogare i requisiti per opzione donna fino al 31/12/2018. È vero, non è vero, oppure si resta ancora al 31/12/2015? Grazie. Grazie signora, buongiorno. È vero che c'è l'emendamento, lo stiamo sostenendo noi anche come CGIL nel rapporto dei gruppi parlamentari,
però ci stanno dicendo che non ci sono le risorse, mentre invece rispetto anche a quante donne hanno scelto di andare con i criteri precedenti c'è stato un avanzo e noi stiamo facendo tutte le pressioni, compreso quelle che metteremo in campo sabato con le manifestazioni che dicevo prima, perché tra le cose che il governo non ci ha concesso introduca anche questo allargamento dell'opzione donna, casomai sui criteri lo possono spiegare. Ma poi tra l'altro leggevo poco fa durante la pubblicità quello che ha dichiarato Poletti, che ha detto nessuna ulteriore modifica verrà apportata alla riforma delle pensioni nella legge di bilancio 2018, quindi quella che viene licenziata in queste ore dal Senato, poi passerà alla Camera. E c'è la questione dei lavoratori gravosi di cui abbiamo parlato più volte, i lavori gravosi. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, sostiene il ministro Poletti, però sull'opzione donna, quindi forse non ci sono spiragli. Poletti fa la sua parte, noi facciamo la nostra, certo. Fino al 31 dicembre c'è tempo. L'opzione donna è una delle priorità che stiamo portando avanti. Anche perché è utilizzata molto. Ricordiamo l'opzione donna? Sono 63 anni d'età? No, 57? è una scelta che possono fare le donne che hanno almeno 35 anni di lavoro effettivo e 57 anni di età, 57 anni. Okay, Ecco. per le donne lavoratrici dipendenti, 58 per le lavoratrici autonome. Questi requisiti sono da maturare entro il 31 dicembre 2015, erano da maturare entro Vuol dire che nel il... frattempo hanno un po' di più anni e un po' di più contributi. È chiaro che cambia l'importo di pensione, ma è una scelta che si può dare a una persona e quindi se ritiene 57 anni e 35 invece di contributi, Sì, esatto. almeno Quindi diciamo. E va in pensione con una decurtazione. Pensione più bassa, non una Non è una decurtazione. decurtazione, è un sistema di calcolo diverso che in alcuni casi ha portato anche benefici, ma nella maggioranza dei casi porta a una pensione più bassa. Praticamente gli fanno il calcolo della pensione con lo stesso criterio che faranno il calcolo a te, Però con il sistema contributivo. con il sistema contributivo. Mentre a me e alla Fiorella fanno il calcolo della pensione con il sistema retributivo, quindi in base alla retribuzione, fermo restando che dal 2011 a tutti gli anni che ancora devo lavorare io e quelli che ha lavorato Fiorella siamo già entrati anche noi nel sistema, quindi sarà misto nel vostro caso, certo. No? Allora telefonata, poi arriviamo ancora a Silvia. Pronto? Buongiorno. Pronto? Ecco qua, prego, dica pure, buongiorno. Pronto? Sì. Pronto? La ascoltiamo, dica pure, buongiorno. Buongiorno, sono Antonio e chiamo da Cagliarine. Antonio. Volevo fare una domanda al signor Barbiero. In pratica mia moglie ha lavorato 12 anni, ha versato i contributi per 12 anni, faceva l'impiegata e i 12 anni li ha fatti prima del 92. Mi seguite? Certo. Prima del 92 e mi è stato detto che in pratica non spetta nessuna pensione perché non ha fatto i 15 anni. Non so se è corretto. Sì. Io mi chiedo perché quei 12 anni là di contributi devono essere persi, devono perderli, cioè non può metterli nella mia pensione, perché io ho fatto fare un calcolo, quei 12 anni là in pratica avrebbe accumulato una pensione di 90-100 euro al mese. Chiaro. Non può metterli sulla mia pensione, perché devi perderli? Certo, questa è una delle cose che discutiamo spesso. Grazie Antonio, buona giornata. 15 anni prima, adesso sono 20, vero minimo? Sì. I 15 anni bastano per chi li ha fatti entro il 31 dicembre 92, ecco perché ci ha detto questa data. Chiaramente non avendo i 15 anni nel 92, per la signora sono necessari 20 anni di contributi, ovviamente siamo lontani perché mi pare di ricordare erano 12, ne mancherebbero 8. Ha ragione, è una buona proposta quello che fa lui, perché buttare via così 12 anni di contributi? È vero? Perché non ti illudi? Oppure mi dai la pensione che ho maturato con quegli anni che ho versato. È una buona proposta, ma sappiamo bene che insomma non è sicuramente così. Sono i cosiddetti contributi silenti. Sì. Noi questa norma non ci piace, però siccome c'è, finché non cambia, all'epoca suggerivamo di dire ti conviene fare la richiesta di versare i contributi volontari per 3 anni, che poi alla fine avresti avuto il riconoscimento di una quota di pensione. Consideriamo che adesso con il sistema contributivo il limite minimo di contributi versati è 5 anni. Dal 96? Dal 96 in poi non servono più i 15 anni per quelli che vanno con il sistema tutto contributivo, ma 5 anni che è la norma europea. Anche qui però bisogna stare attenti, perché bisogna vedere se nei 5 anni ci sono contributi versati sufficienti per dare una quota minima di pensione.
Parliamo però dei nuovi assicurati dal 1° gennaio 96, quindi i giovani. Quindi dal 1° gennaio del 1996, diciamo, per avere una pensione bastano 5 anni di lavoro? Bastano 5 anni di lavoro, dovrà attendere 70 anni di età, quello e quello che è. Sì, certo. ma bastano 5 anni di lavoro, indipendentemente anche dall'importo. Quindi diciamo la questione dei contributi silenti è una questione che andrà a morire. Giovanni può dire sì, bravo, però io l'ho presa in quel posto, sì, l'abbiamo capito, però insomma dobbiamo raccontare le cose per quelle che sono. Poi mica si può fare chiaramente solo per chi è sposato, bisogna fare anche per chi... sì, sono personali i contributi, appunto, non perché non è che si può versare solo sulla pensione del marito o della moglie. È un terreno complicato, perché quando abbiamo provato a affrontare questa cosa, dall'altra parte del tavolo ci hanno detto va bene, allora modifichiamo le percentuali sulle reversibilità. Quindi, esatto. E quindi magari davano i 90 euro. E se subentrava il caso della reversibilità se li avrebbero presi con gli interessi, cioè sono situazioni molto delicate, nel senso che tutte le proposte sono buone, però quando ti siedi al tavolo e ti dicono chi paga e i soldi non ce ne sono, e torniamo sempre là, sono ladri, prendono le pensioni alte, non è giusto. Possiamo continuare a dire, ma la questione previdenziale, l'universo pensioni è complicato. Ma allora, noi in questo universo pensioni, siccome diciamo sempre che poi molti immigrati che magari hanno lavorato qui e tornano nel proprio paese non li prendono più? Non li prendono più? No. In nessuna maniera, neanche se sono appunto questi 5 anni? No. Cioè, arriva qui, sceglie, è in regola, lavora sotto i 20 anni, pensavo prima, lavora 5-6... C'è stato un periodo per qualche anno in cui gli immigrati quando ritornavano potevano prendersi i contributi versati. Questa norma non c'è più, vale lo stesso criterio che vale per gli italiani. Se tornano nel loro paese, versano qui e non versano 15 anni, rimarranno contributi silenti, 20 perché sono 20. Se invece hanno cominciato a lavorare dopo il 1996, dopo il 96 quando avranno 70 anni gli daranno quella quota di pensione che ha maturato, come succede adesso per i nostri... Se restano qua però. No, anche se vanno via. Ecco, la stessa cosa dei nostri italiani che lavorano in Germania o di mio zio che è in Australia e che ha lavorato qui e prende 70 euro dall'Italia e la mandano in Australia. Sì. È cosa infatti che spesso ci hanno chiesto anche al telefono. Allora, Italo, facciamo così, mandiamo un'altra pubblicità e poi finalmente riusciamo a parlare con Silvia. Ci fermiamo ancora un minuto, tra poco. Ore 13, torniamo in diretta, Universo Pensioni, 0422 1626 798, mi dicono che ci sono diverse telefonate in attesa, quindi le sentiamo subito, fatemi sapere quando sono pronte. Silvia, 2018, 1° gennaio, come si va in pensione quindi? 2018 c'è sostanzialmente una cosa che cambia per le pensioni di vecchiaia, quindi le donne per il 2017 andavano in pensione ancora 65 anni e 7 mesi per le donne lavoratrici e dipendenti, 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome, gli uomini 66 e 7. Ecco, dal 2018 donne e uomini tutti 66 anni e 7 mesi, per poi aspettare il prossimo aumento che arriverà nel 2019, di cui lasciamo stare, ne riparleremo. Che per ora sembra bloccato a 67? Non proprio. No, l'aumento c'è ed è una delle ragioni che ci ha fatto dire no a firmare l'accordo col governo, perché l'aumento c'è ed è di 5 mesi. Da questi 5 mesi saranno esclusi una serie di categorie. Che sono quelle che abbiamo detto? E tra l'altro queste categorie che avranno escluse, perché poi bisogna vedere cosa c'è scritto dentro il testo, sono escluse per il 2018, per il 2019 e 2020, poi riprenderanno. Esatto. Quindi è una presa per i fondelli, per non usare altri termini. Silvia, altro? Sostanzialmente poi nel 2018 si ripresenta di nuovo la possibilità di accedere all'APE sociale, quindi per chi ha 63 anni di età, e ai precoci per chi sta facendo un lavoro gravoso, per chi è disoccupato e almeno 41 anni di contributi. Le categorie sono quelle che avevamo già detto, al limite poi possiamo anche ripeterle tutte, però questo si proroga e bisogna di nuovo ripresentare una nuova domanda per chi teoricamente matura questi requisiti nel 2018. I termini sono 1° marzo per i precoci e 31 marzo per chi potrebbe aver diritto all'APE. L'APE ce la chiedono spesso anche via telefono, quindi bisogna ricordare un po' i criteri. L'altra volta siamo andati un po' a memoria. Allora, telefonata, pronto? Buongiorno. Sì, pronto. Prego. Buongiorno. Io chiamo da Castelfranco. Prego, signora. Niente, volevo chiedere a Barbiero, siccome io ho fatto la domanda della 14ª a settembre,
E non ho ricevuto nessuna risposta né dal CGIL né da nessuno, non so come funziona. Allora, aspetti un attimo. Dove l'ha fatta e ci lasci nome e cognome che verifichiamo. E poi, ricordo bene, aspetti signora, e non dovrebbe neanche fare domanda per la 14esima? Allora, la 14esima viene data dall'INPS rispetto ai dati che l'INPS ha nei suoi, come si dice, archivi. Possono esserci delle situazioni dove la persona ha diritto e l'INPS non ha i dati nell'archivio, in questo caso va richiesta. Se la persona è venuta da noi, abbiamo verificato i criteri, gliel'abbiamo richiesta, se non è ancora arrivata ci lasci il suo nome, ci dica nell'ufficio dove è andata e facciamo una verifica col numero di telefono che nel giro di 2 ore la chiamiamo. Signora, ha detto che abita a Castelfranco, giusto? Sì, sì. Bene, posso farle solo una domanda, se dunque è una pensione sotto i 1.000 euro lordi? Sì, 600 e qualcosa. Le domande di settembre però le definiscono verso dicembre, quindi forse con la mensilità di dicembre si trova la 14esima. Forse arrivano con la 13esima. Ah, vabbè. Aspetti di ricevere la pensione di dicembre, controlli e altrimenti dopo passi a vedere o da noi o dove ha fatto la domanda. Ok. Va bene? Va bene. Sì, grazie signora, se no ci ritelefona e ce ne occupiamo noi. Va bene, grazie, buongiorno. Allora, dunque, Silvia, abbiamo ricordato i criteri dell'app social invece che sociale, che è una cosa che allora, l'app sociale è legata intanto all'età anagrafica, almeno 63 anni, questa è l'età anagrafica necessaria. Poi chi può rientrare sono i lavoratori disoccupati, quindi privi di lavoro, e che hanno terminato il loro ammortizzatore sociale, quindi la NASPI piuttosto che la mobilità o quello a cui avevano diritto. Ci sono i lavoratori anche in attività, purché siano invalidi civili almeno al 74%, abbiamo chi presta assistenza a un familiare convivente con handicap grave e la quarta categoria, non mi ricordo. I lavori usuranti. I lavori gravosi in questo caso qua. Quindi chi sta facendo un lavoro che rientra nelle categorie dei lavori gravosi. Qui siamo legati, i lavoratori gravosi devono avere almeno anche 36 anni di contributi, mentre le altre categorie devono avere almeno 30 anni di contributi versati. Poi, cosa che avevamo già detto anche l'altra volta, c'è una pensione supplementare, che cos'è? La pensione supplementare riguarda chi ha già una pensione, quindi chi ha già avuto diritto alla pensione principale può chiedere una pensione supplementare se ha continuato a versare i contributi e se li ha versati in una gestione diversa rispetto a quella che ha dato luogo alla sua pensione principale. Faccio l'esempio, il lavoratore dipendente che va in pensione con 42 anni di lavoro, poi fa la gestione separata dai contratti di collaborazione, lavora come parasubordinato, versa in un'altra gestione, questa può dar luogo a una pensione supplementare. Diverso invece chi ricomincia il lavoro e versa nella stessa gestione che ha dato luogo alla pensione principale. Quindi sono lavoratore dipendente, vado in pensione e riprendo a lavorare come dipendente. Qui si parla di pensione, di supplemento di pensione, non di pensione supplementare. Anche lì siamo legati, allora il supplemento di pensione si può fare dopo 5 anni la prima decorrenza, okay? Oppure dopo 2 anni solo una volta nella vita, se nel frattempo ho compiuto l'età di vecchiaia a cui facevo cenno prima. Senti, una cosa che ha colpito più volte, perché forse molti non lo sapevano, l'abbiamo raccontato qua ogni giovedì, c'è la possibilità, Silvia o Fiorella, chi mi vuole rispondere, di aggiungere una quota di pensione per chi ha la minima, per chi è sotto i 750 euro. Le maggiorazioni sociali. Ecco, che cosa sono queste? Sono quote che dà lo Stato a chi ha pensioni con redditi bassi e quindi in base al reddito familiare o personale ci sono alcune maggiorazioni sociali anche in base ai contributi versati e all'età della persona, quindi bisogna appunto vedere la situazione iniziale della pensione già in essere liquidata, vedere il reddito, vedere anche con quanti contributi questa pensione è stata erogata, liquidata, perché appunto ci sono pensioni con 20 anni, con 15 oppure con 30-35, quindi in base a quello, anche sulle pensioni di riversibilità.
Quindi sì, bisogna sempre controllare la situazione per avere le maggiorazioni. Che facciamo il controllo pensioni? Controllo pensioni, il check. Il check delle Il check pensioni per è vedere sempre se c'è fatto, tutto. perché poi siccome sono integrazioni non sono automatiche, Sì. Bisogna chiederle anche, vengono fatte su domanda. Certo. Sempre su domanda. E siccome, come si dice, c'è chi sa e chi non sa, noi siamo a disposizione di tutti, di chi sa e di chi non sa, per Telefonata. dare le informazioni corrette. Vediamo chi c'è a casa. Pronto, buongiorno. Sono Marco da Mogliano Veneto. Marco, ci dica tutto. Buongiorno, io volevo sapere i sindacalisti e politici hanno dei vitalizi e degli stipendi d'oro, e la gente comune che magari ha versato 42 anni di contributo si trova con una mano davanti e una di dietro. Praticamente si va bene per 500-600 euro di pensione al mese lorde. Le sembra giusto questo? No, io immagino, sindacalisti, ho capito a chi si riferisce, ma è un caso... È un punto di non ritorno. Allora, sui politici, guardi, siamo tutti d'accordo, però sui sindacalisti... I sindacalisti e quelli della Confindustria potrebbero andare pazienti tutti e tre. Allora. Va bene, Marco, grazie, chiaro, anche perché comunque è stato un caso che ha colpito... ladro è sempre valido, però qui siamo in tre, siamo sindacalisti, abbiamo la pensione come qualsiasi normale, se poi c'è qualcuno che fa il furbo... No, ma abbiamo detto anche gli stipendi una volta in diretta, quindi anche quello che percepisce Susanna Camusso, che dovrebbe essere appunto... credo attorno al massimo ai 3.000 qualcosa. Lo stipendio di Susanna Camusso è 3.300 euro lordi. Lordi, ecco, 3.300. È la massima carica del sindacato. Il caso, penso, di Marco, a cui fa riferimento Marco, è di un altro poi sindacato. Poi se c'è qualcuno che stabilisce polemica. che il suo stipendio raddoppia, triplica e quant'altro, è un problema, come si dice, di chi non è stato attento, che se fossero rispettate le regole. Ma le regole sono quelle. Poi c'era un giochino insomma, tra il retributivo e il contributivo, ecco che per quello Marco secondo me è arrabbiato, citava anche i sindacati. Ma lui ha ragione di essere arrabbiato. Con i giochini ci hanno lavorato tanti, penso, come si dice, a chi fa il lavoro autonomo, che poteva dichiarare il minimo per 30 anni, quindi 14-15.000 euro, siccome poi il calcolo veniva fatto sugli ultimi 5 anni, guarda caso negli ultimi 5 anni prendevano 8 volte il doppio. E allora, come si dice, i giochini in questo paese li hanno fatti tutti, chi poteva, chi più e chi meno. Adesso c'è un sistema che è molto più uniforme, il punto vero è che i criteri per andare in pensione sono diventati più elevati in Europa e non c'è un sistema di flessibilità, che è quello che la CGIL sta chiedendo. Tutto qua, dopodiché per cambiare il mondo non basta che ci sia qualcuno che lo dica con più voce o con meno voce. Telefonata, pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego signora. Volevo parlare col signor Barbiero. Buongiorno. Buongiorno. Io, signor Barbiero, buongiorno. Volevo dirle che ho lavorato 5 anni in Germania e io devo fare il 730 per dichiarare la pensione che mi arriva dalla Germania. 125 euro al mese e col 730 devo lasciarne giù 400. Il 23%? 23%? Cioè la tassazione è quella per tutti. Ma le sembra giusto? Purtroppo signora, sono le tasse che paghiamo tutti quanti, bisognerebbe che fosse tassata alla fonte, ma la Germania non fa una tassazione alla fonte, la Svizzera sì, la Germania no, e quindi per forza di cose... 1500 euro all'anno e devo lasciare giù 400 euro. È il 23% la tassazione, signora. Sì, ma lei è una... più alta. Sì, perché poi il reddito che prende dalla Germania si Però aspetti signora. Allora, premesso che le tasse nessuno dovrebbe pagarle, vorremmo pagarne sempre meno, il sistema delle pensioni di diversi paesi è stabilito da norme reciproche. Allora, se la Germania dà i 123 euro lordi, ok, chiaramente quando arrivano qua devono essere tassati qua. Se invece la Germania li tassasse là, la signora i 1500 euro li avrebbe lasciati ai tedeschi. È meglio che ce li teniamo noi, visto che a qualcuno dobbiamo lasciarli, perché almeno diamo servizi sociali. Questo è il punto. Diversamente è così. Però forse quello che dice anche sarebbero tassati di meno in Germania? Non lo so se siano tassati meno, ok? Poi qua diceva Silvia, aspetti signore, che perché fa cumulo. Se sono tassati in meno comunque restano in Germania. Sì, è chiaro che io sommo la cifra che ho preso dalla Germania, la sommo al reddito che ho in Italia
Italia e quindi poi la tassazione si applica sul totale dei miei redditi. Questo può provocare il 23% minimo sicuramente, ma potrebbe essere anche un'aliquota più alta perché vado a vedere il reddito che ho in Italia. È un po' più chiaro, signora? Va bene, Sì, no, la ringrazio. Non ci possiamo fare niente, purtroppo, così. Ma purtroppo mi arrabbio ogni volta che devo signora, fatturare. ha ragione da arrabbiarsi, però noi dobbiamo dire come sono fatte le cose e poi, come si dice, protestare per cambiarle. Grazie, buongiorno. Ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria e poi ancora insieme, vi aspettiamo. Garantiti. Ore 13, ancora 10 minuti insieme, 0422 1626 798. Sì, bisognerebbe approfondire il tema pensioni perché interessa a tutti. Avete visto anche le telefonate, quindi stavamo studiando una nuova trasmissione da fare ad hoc, perché chiaramente questo interessa a chi deve sta lavorando. Un sondaggio con i telespettatori, se la vogliono o no. Se facciamo una roba alle 9:30 di mattino. Alle 9, cioè dopo la voce del mattino, dove preferite? Dopo la voce del mattino, la sera a Ring, a 20:10? Prima del telegiornale. Ore 13, dappertutto. Beh, insomma, d'altronde anche perché è un momento importante, insomma, cambia sempre, o meglio, si spera che cambi si migliori un po' più in che altro, meglio. perché cambiare è già cambiata, però adesso bisogna modificarla di nuovo. Adesso bisogna cambiare i danni che hanno fatto. Lo sapevo. 0422 1626 798, dicevamo Fiorella durante la pubblicità, anche gli assegni per i pensionati, cioè sulle maggiorazioni che abbiamo detto prima, che sono quelle in base ai contributi al reddito. Un'altra cosa da tenere presente e da controllare è chi è titolare di pensioni di reversibilità dovuta derivante da contributi da lavoro dipendente ed è magari inabile, può aver diritto all'assegno familiare per se stesso e quindi anche lì è una quota che può variare dai 10 euro ai 50 euro che vanno in aggiunta alla pensione, che non sono pochi di questi tempi. Poi se posso dare Poi la telefonata, posso dare un dato, noi facciamo questo servizio nelle case di riposo dove l'80% sono vedove e hanno la pensione di reversibilità e troviamo una parte consistente di queste persone che non hanno mai richiesto l'assegno familiare e quindi a domanda li facciamo avere i 50 euro in più al mese, ma anche gli arretrati per 5 anni che sono 3.000 euro. Esatto. Così. Cioè, quante di queste signore non sanno? In casa di riposo quasi tutte direi, perché poi quindi non sanno di poter avere diritto. Trovi gente da 80-90 anni e non è che vanno in casa di riposo perché stanno bene, no? Hanno qualche problema da questo punto di vista. I familiari non lo sanno, noi facciamo anche questo servizio. Telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego. Pronto, niente, volevo esporre una mia cosa riguardo la moglie. Sì. La moglie ha lavorato 34 anni come dipendente operaia, poi hanno chiuso, ha perso il lavoro, giusto? E 7-8 anni che è a casa. Praticamente con 34 anni di pensione non prende niente, perché ha 60 anni adesso. Non prende niente e l'hanno messo a carico mio, va bene, a carico mio tira 40 euro al mese, non so quanti siano più o meno, 45 non so. Però non è giusto questo qua, 34 anni di lavoro, non prende niente, con cosa vive? Cioè, io l'ho detto tante volte, però, cioè, manco, non so, un qualcosa. Le ho anche chiesto che eventualmente mi diano indietro i 34 anni di contributi che ha versato, e Mago vive con quelli o no? Non ha detto questo, non so. Quanti anni ha detto? 60, già compiuti. 60. Quindi è del del 57. 58, 57? 57, del 57 bisogna vedere la posizione perché forse se si può recuperare qualcosa con qualche maternità o altro, se era del 57 a tutti gli anni da dipendente poteva anche rientrare con l'opzione donna oppure valutare sì. Volevo dire che è tutto compreso maternità perché sono andato alla CGL a fare i conteggi e tutto quanto. Però ora come ora non ha diritto a niente. Cioè ma avete fatto la domanda di versamenti volontari? Sì, però devo versare 12.000 euro, non so quanti siano. Tanti. Ho fatto una domanda e dopo non so neanche se tiro la pensione, quando mi arrivano li strappo. Lasci giù il nome se è venuto da noi, che rivediamo un attimo perché le cose ultimamente sono anche cambiate, magari valutiamo se c'è qualche altra opportunità.
limite passo di nuovo la CGL, la Treviso, non è un problema questo qua. Devo far capire. Scusa, come si chiama? Giovanni, no? Sì. No, come si chiama? Sì, Gianni, lei Giovanni. Gianni. Dacci il numero di telefono che non costa niente, facciamo la verifica nel nostro archivio e eventualmente se fissiamo un appuntamento lo fissiamo anche perché Gianni, insomma, possibilità di è l'ultimo giorno di lavoro di Fiorella, bisogna farla lavorare, poi già è stata in televisione, mica la paghiamo, cosa vuol dire? Vi lascio il numero? Sì. Oltre il numero, nome e cognome della moglie, perché se abbiamo già il fascicolo della signora facciamo presto a recuperarlo. Grazie Gianni, buona giornata. Tic tac, chiama e rispondiamo. Tic tac. Allora, sì, perché con 34 anni è proprio anche un bisogna vedere, magari salta fuori un mese e sì, magari qualcosa di nuovo. Fondamentale. Le cose sono cambiate, come diceva Fiorella, in peggio, no? No, magari c'è qualcosa. Sono cambiati in peggio, però è molto diversificato. Quindi... Allora vi ricordo, vediamo se riusciamo ancora, 042216269798, un'ultimissima telefonata poi prima di chiudere, ma noi dobbiamo dire un'altra cosa. Ater, che abbiamo già approfondito con la nuova richiesta Elisee, la scadenza è entro il 15 dicembre, quindi 2 settimane per fare questa cosa in emergenza come vuole la Regione, e si è già sfogato in apertura Paolino Barbiero, ma lunedì cosa fate? Lunedì mattina, quindi lancio un messaggio a tutti gli inquilini della provincia di Treviso, lunedì mattina dalle 11:30 alle 12:30 davanti alla sede Ater di Treviso facciamo un'assemblea aperta. La facciamo non per una protesta fine a se stessa, ma per rendere evidente la situazione di disagio che queste lettere stanno provocando su oltre 45.000 persone e per far sì che si trovi una soluzione, e in quell'assemblea faremo delle proposte concrete, anche perché alla fine sia l'Ater che il sindacato sono messi tra l'incudine e il martello, e l'incudine è la Regione che ha fatto, come si dice, la norma, e oltre a fare l'incudine fa anche il martello, e da questo punto di vista noi siamo in mezzo, poi la gente si scarica su di noi quando le responsabilità sono della Regione. Quindi e quindi ognuno al suo, noi ci prendiamo entro 15 giorni e la Regione si prende non le è sue. Facile ovviamente compilarli tutti quanti come dicevamo prima. Altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Io chiamo per parlare, se posso parlare con il signor Barbiero là. Va bene. Perché avevo parlato con lui 6 mesi fa e mi ha detto di fare una richiesta nella revisione della mia pensione e ancora non ho visto niente. Cioè lei era intervenuta qui in diretta, signora? Sì, in diretta. Ok, cosa aveva chiesto allora? Avevo chiesto che ho lavorato 33 anni e prendo 500 euro della mia pensione. Mi sembra un po' poco, con 33 anni di contributi versati, e lui mi ha detto di fare una richiesta. Sono andata al sindacato, ho fatto una raccomandata, ma l'ho fatta ancora l'11 del 7 e vedo tutti i casi che mi telefonano non me lo ricordo, ma mi sembra fosse lavoratrice autonoma. Come? Era lavoratrice dipendente o lavoratrice autonoma? No, autonoma, lavoravo sotto Ondrese. Quindi, se lavorava era dipendente o era, come si dice, partita IVA? No, lavoravo sotto una ditta. Ma lavorava a tempo pieno, a part time? E gli ultimi anni ho fatto un part time, che non stavo bene. Purtroppo noi donne gli ultimi anni ci roviniamo sempre la pensione, perché o ci ammaliamo o dobbiamo curare gli altri. Se passano a part-time, abbiamo fatto il calcolo sugli ultimi 5 anni, ha abbassato la media. Comunque lasci anche lei il numero di telefono che controlliamo se abbiamo i dati, se lo abbiamo già fatto. Anche perché se arriva all'età di vecchiaia possiamo fare... dopo 5-6 mesi. Anche perché c'è anche una cosa da dire: quando si ha una posizione pensionistica che ha avuto dei cambiamenti negli ultimi anni, all'età pensionabile effettiva si può fare un controllo, magari togliere gli anni che sono più che hanno portato una riduzione alla pensione e ricalcolarla. Qui è la cosa un po' più complicata, però si può eventualmente verificare se ha una situazione di questo tipo. Va bene, signora, allora ci segniamo il numero che è in regia e quindi poi... Strano perché noi...
No, ma anch'io ricordo, però non credo fosse 6 mesi fa, era un po' più recente questa telefonata, perché anch'io vado a memoria. Quello che serviva a fare è già stato fatto il controllo, è avviato la richiesta come ha detto la signora, ma non abbiamo ancora risposte. Credo sia questo, perché la signora ha detto che è venuto da noi, quindi ci vuole anche del tempo per avere la risposta, giustamente. Allora, grazie signora, buona giornata. Noi dobbiamo chiudere, cosa ci siamo dimenticati tra le tante cose? Se vuole aggiungere Silvia. Fai gli auguri alla Fiorella? Certo, Fiorella da domani. Grazie. Da domani neopensionata, quindi complimenti. Lunedì 11:30 davanti alla sede dell'Ater a Treviso, quindi a manifestazione. Grazie a tutti per averci seguito, ci rivediamo giovedì prossimo a Torino. Sabato a Torino, dal Veneto sabato tutti a Torino, ci sono dei pullman che partono domani mattina e dei pullman che partiranno sabato notte. Per ora con le regioni che abbiamo ricevuto abbiamo già una decina di pullman, ci hanno detto che c'è la neve, ma a noi non ci preoccupa la neve, perché sfideremo anche la neve per far capire che questo governo deve dare risposte concrete a milioni di pensionati che devono avere una giusta rivalutazione delle pensioni, ma anche a tutti quelli che lavorano e versando i contributi a un certo punto è giusto che vadino anche in pensione e non, come si dice, pensare di farli morire nel luogo di lavoro. A che ora si parte domani? Pomeriggio? No, i pensionati che vanno più piano partono domani mattina, i lavoratori, siccome lavorano perché appunto non è sciopero come è stato detto ma è una manifestazione, partono sabato mattina tra le 4 e le 5, quindi fanno un'alzataccia. Grazie per essere stati con noi, vi ricordo i telegiornali a partire dalle 18:30, come sempre Veneto, poi Venezia alle 19, Treviso 19:30, quindi 20:10. Grazie, buona giornata con Antena 3.